Presidente del Comitato Provinciale. Guardiamo qui, 14 programmi, riguardano una settantina, 80 categorie. Sì, non dobbiamo guardare solamente il numero delle gare, perché il numero delle gare è già tantissimo. Dobbiamo guardare una società come quella degli Amici della Pista, che è in piedi che corre dal 1986, quindi credo che sia questo il numero più importante di quello che vediamo ogni anno che ci presentano. Sono gare importantissime, sono gare internazionali, le abbiamo ricordate prima in conferenza stampa, ci guarda il mondo, ci guarda l'UCI, ci guarda veramente il mondo internazionale del ciclismo, che è a fianco di questa società. Come ricordava il Presidente prima, sono già circa 10-12 le squadre internazionali che arrivano dal Giappone, quindi da oltremare. E auspico che ci siano sicuramente altre società, cioè altre nazionalità e nazioni come l'anno passato, ma come dicevi te ci sono tante gare importanti, e quando nella nostra provincia, provincia di Pordenone, è orgoglioso di dirigere questo comitato provinciale da ormai 6 anni, avere delle società a fianco di questo livello mi dà solamente orgoglio, perché dietro queste persone, dietro queste società c'è un sacco di lavoro per poter portare non solo i ragazzi, ma portare anche gli amatori e soprattutto i bambini. Abbiamo visto e sentito questa ricerca di ragazzini nelle scuole. Quest'anno anche gli Amici della Pista seguiranno un lavoro che io faccio da 6 anni all'interno delle scuole con la società ciclistica del Fontana Fredda, e in questo momento vi garantisco che è veramente difficile. Io mi accorgo che andando nelle scuole primarie i ragazzini non sanno fare neanche le capriole, quindi diventa sempre più difficile parlare di codice della strada, quello che faccio, ma soprattutto avvicinarli al mondo della bicicletta. Concludo col dire una cosa importante: sotto questo manifesto importante sono anche queste scritte, che sono lo sponsor, il cuore ufficiale poi di una società. Senza l'aiuto di queste persone, delle amministrazioni pubbliche, della nostra regione, io sono Friuli Venezia Giulia, non andremo veramente da nessuna parte.